A parola che sento più spesso quando sto male e sto depresso, ho sapito qual è. E avere pazienza e tutto passa. È passata una vita la prima volta e dopo tant'anni, indovinate che fanno? Si sto incazzate o sto risparate, se mi serve un aiuto o sto malata, mi dicono sempre la stessa parola. E avere pazienza e tutto passa. Ma pazienza di che cosa? Se mi sentono scarso. Ma quale pazienza se nessuno mi bussa? La porta di sta casa sta sempre chiusa. Nessuno che esce e nessuno che trasa. E poi a domenica se ne vanno in da chiesa. La pazienza è speranza e dentro sta stanza l'ha già tenuta già troppa. Tra poco scoppio. Ci volesse qualcuno, ci volesse un'amica, senza che lo dica, mi servisse una mano. Ma non becca nessuno che muove un'urita. Sono addimandata una pezza per piede, costretta a vivere tra mille paure. Pasqua, Natale, sono solo parole, come la pazienza quando stai male. Chissà quanta gente rende sto momento, tra dolore e lamento, a stringere e sta peggio di me. Chi non può parlare, chi non può bere, chi sta rindolietta e non può camminare, chi aspetta un dottore, chi aspetta un infermiere, chi non tiene il denaro per si curare, chi aspetta a qualcuno che ora mangiare, chi è soggetto a qualcuno che l'ha da lavare. Povera gente, senza più dignità, povera gente, senza più libertà. A sti sfortunati, mezzo morte e malati, o mondo non sapete come volesse aiutare, dicendo una frase senza creanza, senza riflettere e senza coscienza. Che ci può fare? E avere pazienza. E gli amici a dove stanno? E i parenti che fanno? Ah, sono impegnati, hanno da fare, i figli, la famiglia, la casa, il lavoro. Ma se un giorno succede a loro e le dice qualcuno di avere pazienza, secondo voi che gli dirà la loro coscienza? Gli basterà una sola parola se stanno male e nessuno si muove?